Buon pomeriggio e benvenuti al nostro approfondimento delle ore 13. Vi presento subito l'ospite di questo sabato, è Rosanna Giuricin, giornalista, per parlarci del premio Tomizza. Buongiorno e ben arrivata. Grazie e grazie dell'invito soprattutto. Grazie di essere qui. Allora, premio Tomizza quest'anno ha una personalità particolarmente apprezzata nella nostra città e non solo. Chi ha fatto l'università e lettere come la sottoscritta lo conosce molto bene. Allora sveliamo subito il nome, è il professore Elvio Guagnini. Elvio Guagnini. Allora, come mai è stato deciso quest'anno di assegnare il premio Tomizza, il prestigioso premio Tomizza, a Elvio Guagnini? Beh, da stupirsi che non sia stato fatto prima, perché il professor Guagnini è il premio Fulvio Tomizza, proprio perché incarna quello che è lo spirito del premio stesso. È un premio che è stato istituito nel 2004, allora al Lions Club Trieste Europa era stato Vittorio Piccoli a portare questa idea, a caldeggiare questa idea, perché nel nome di Tomizza voleva appunto parlare di questa cultura di contatto, questa cultura di osmosi su questo nostro confine, in cui passando da confine a frontiera, ecco, anche la letteratura ha un ruolo importantissimo. Assolutamente, quindi raccontiamo un pochino il premio Tomizza, come nasce, no? È un'iniziativa del Lions. Sì, un'iniziativa dei Lions con la partecipazione molto attiva, sempre presente, della moglie di Fulvio Tomizza, Laura, che anche lei ha voluto fortemente, ed è lei poi alla fine che dà l'ok sui nomi che vengono scelti. È nato perché si voleva appunto cercare di parlare di questa figura di Fulvio Tomizza in una Trieste che molte volte diciamo così, ne parla poco e non riesce a mettere in evidenza il ruolo di questo personaggio che veramente è stato grande. Grande in periodi in cui parlare della cultura dell'Ist, della cultura di contatto, delle varie anime della città, delle varie anime di questo territorio, era visto come una provocazione. Fulvio ha avuto questa grande intuizione, ma anche il coraggio di portare avanti questo discorso, perché attratto proprio dalle ricchezze del territorio dal quale lui proveniva, nell'Umaghese, quindi questo contatto di mondi, ne capiva tutta la portata e l'importanza. E quindi è stato osteggiato, è stato bistrattato, e quindi il Lions Club voleva appunto riportare un po' la palla al centro, cercare di far capire che la letteratura può essere un punto d'incontro che può veramente portare ad innovare, evolvere e trasformare un discorso forse negativo in qualcosa di veramente grande. Anche positivo sicuramente, e qui c'è tutto, insomma, in queste tue parole c'è tutta la motivazione, no, del premio davvero a chi spende la vita a diffondere questo tipo di cultura proprio, esatto, no? Questo tipo di cultura. Esatto. La tua conoscenza proprio con il professor Guagnini come è avvenuta? E come vi siete messi in contatto e come è successo, insomma? Ho conosciuto il professor Guagnini negli anni '80, lo conoscevo già prima perché veniva nelle comunità degli italiani a tenere delle conferenze. Quando arrivava il professor Guagnini le sale erano stracolme, veramente, perché sentirlo parlare di quella che era una letteratura di frontiera e che quindi ci aiutava a capire e a mantenere l'identità di una comunità era un momento molto importante. Non solo, ma il collegamento di questa cultura con quella che è la letteratura italiana tout court. Quindi c'è questo snodo che forse ancora non è superato, perché ancora oggi non riusciamo a definire benissimo, cioè non riusciamo a categorizzare questa letteratura di confine, di frontiera, non è giusto dire di confine, ma di frontiera, e metterla all'interno di quello che è la realtà letteraria italiana. Bene, lui è stato con il professor Maier, sono riusciti a realizzare un piccolo miracolo negli anni '80, alla fine degli anni '80. La Battana, la rivista di cultura che usciva per i tipi dell'Edit, sono riusciti a trasformarla, a creare per la Battana 2 volumi speciali intitolati La letteratura dell'Esodo.
La prima volta, La prima volta che si affrontava un discorso in questo modo, certo non facile, però dall'alto della loro, diciamo così, della loro funzione anche all'interno di quella che era l'Università di Trieste e dell'Università Italiana, questi due personaggi straordinari sono riusciti a realizzare la letteratura dell'Esodo, pagine scelte, quindi con i lavori degli autori, ma anche con un volume di critica letteraria straordinario. Ancora oggi rimane come punto unico di questo percorso e non è stato mai più replicato, per sfortuna, perché andrebbe ancora implementato, anche se ci sono alcuni volumi che in qualche modo completano questo percorso, e sono volumi firmati da Gianna Mazzieri Sankovic e da Corinna Gerbaz Giuliano, che sono l'altro punto di contatto del professor Guagnini con la realtà di questo territorio, che è riuscito a creare un piccolo miracolo. Un piccolo miracolo. E lui, che è stato professore e docente di tanti giovani che oggi si riconoscono e sono grati a questo professore per quello che ha dato, aveva tra gli altri anche tanti ragazzi che provenivano dall'Istria e da Fiume. In particolare Corinna e Gianna, a un certo punto lui suggerisce a Gianna di creare un qualcosa a Fiume che potesse portare avanti ed evolvere la lingua e la cultura italiana. Cosa succede? Nasce il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Filosofia di Fiume. Una realtà che non c'era mai stata prima, quindi una cosa ex novo. E queste due studentesse cercano di metterci l'anima in tutto questo lavoro. Oggi il Dipartimento di Italianistica di Fiume è una realtà straordinaria, con tantissimi studenti che fanno a gara per potersi iscrivere a questo corso e che non soltanto sono presenti all'università, ma portano la propria esperienza anche nella comunità degli italiani. Quindi c'è una doppia utilità. E c'è sempre questa figura del professor Guagnini che sovrintende e segue questo percorso con le sue studentesse, che sempre gli chiedono consigli, così pareri, e lui è sempre presente. Sempre presente. Allora, diciamo, quando sarà consegnato, proprio quando ci sarà proprio la cerimonia, no, di giovedì assegnazione? Sera all'Hotel NH, dove si incontra solitamente il Lions Club Giovedì 29, Lions Club Trieste Europa, con una cerimonia seguita poi da una cena di gala, dove appunto verrà consegnato al professor Guagnini questo premio. Sarai proprio tu a tenere la lezione, giusto? Sarò io a presentarlo, e questo è un grande onore, come ho avuto l'onore di presentarlo anche per il premio Mailänder. Mailänder è un grande personaggio della cultura fiumana. Gli è stato conferito questo premio qualche tempo fa dagli Fiumani Italiani nel Mondo, dall'Associazione Fiumani del Mondo. L'abbiamo fatto a Fiume e per lui è stato un momento veramente anche di grande emozione, perché lui, sua moglie, è nata a Fiume, e quindi è stata per lui l'ha seguita in tutta questa sua evoluzione, anche questo è un motivo per cui lui si è occupato di letteratura di frontiera, della letteratura di questo mondo, in particolare della letteratura fiumana, che ha dato veramente dei grandissimi nomi, e quindi Gabriela Brusic è un binomio che non possiamo scindere con Elvio Guagnini, e quindi in suo nome anche lui partecipa a quella che è un progetto grandissimo del Fiumani, sia esuli che rimasti, della comunità di italiani, dedicato alla letteratura dell'Esodo. Quindi ogni anno è ai nostri convegni, che sono stati dedicati a Enrico Morovic, a Paolo Sant'Arcangeli, a Franco Vegliani, e l'anno scorso a Osvaldo Ramu. Quindi quattro grandi veramente, che sono stati anche tradotti in croato per far conoscere i giovani di Fiume, i nuovi giovani di Fiume che parlano il croato ma studiano l'italiano, anche questa parte della loro cultura. Della cultura di base, insomma, materna, diciamo così. Allora, Rosanna, vogliamo anche ricordare il grande impegno, l'hai già detto prima, del Lions, no? Proprio per diffondere questa cultura da sempre, insomma, da sempre qui a Trieste. Un progetto che non è stato neanche questo molto facile da portare avanti, anche perché sin dall'inizio il Lions si è proposto con un elemento di rottura di certe dinamiche. È il primo
primo personaggio premiato è stato Predrag Matvejevic con il suo breviario mediterraneo, che è la sintesi un po' di tutto questo discorso, che tra l'altro era amico di Tomizza, e in occasione dell'assegnazione del premio lui ha letto una lettera che fa parte del carteggio con Tomizza, che aveva veramente commosso tutti quanti, perché è questo sentimento di apertura nei confronti degli altri che è un recupero anche della propria cultura. Per cui per sapere chi siamo veramente è giusto indagare anche su come gli altri ci vedono e sulle esperienze altrui. Predrag Matvejevic l'ha fatto ed ha lasciato queste opere straordinarie che Tomizza apprezzava moltissimo. Ecco, quindi da qui la scelta, insomma, di 21 anni fa, no? Se non mi sbaglio, perché è stato il primo premiato, seguito giusto? poi da Ciriš Lobec, un grande della letteratura slovena, un intellettuale, veramente un intellettuale di, diciamo così, di unione delle culture. Lui era molto presente anche nei convegni che faceva la Batana sulla scrittura di frontiera, e mi ricordo che a un convegno che era stato fatto a Grado c'era anche Ciriš Lobec, e in sala entrò a un certo momento Biagio Marin, che è un po' il nome tutelare di tutto questo discorso sulla letteratura, e entrò con questa voce possente, si rivolse all'uditorio e ci fu un grandissimo applauso di tutti questi scrittori che appartenevano a tutta l'area, quindi arrivavano dalla Croazia, sia italiani che croati, dalla Slovenia sia italiani che croati, e dal Friuli Venezia Giulia, e c'erano anche degli autori che arrivavano da altre città italiane e dall'estero, quindi un'apoteosi. Ecco, in questo spirito si continua questo premio, che poi è stato vinto anche da Fulvio Molinari, tanto per fare un nome, da Paolo Rumiz e da tanti altri che veramente hanno dato lustro a questa città, a questo territorio, e che rappresentano veramente la parte più interessante di questo nostro mondo di contatto. Di contatto, benissimo, quindi l'appuntamento, l'abbiamo detto, è il 29 maggio, giovedì sera, alla NH Hotel, appunto, dove si riunisce di solito appunto il Lions di Trieste. Che cosa dirai in particolare del professor Guagnini in questa tua introduzione, tutto quello che un po' ci hai raccontato adesso, su che cosa punterai? Mi ha sempre colpito l'estrema umanità di questa persona, di questo docente, professore, che ha tantissimi meriti. È stato direttore di vari dipartimenti, è stato presidente di varie associazioni culturali che veramente hanno dato tanto a questa regione, eppure questa sua estrema umanità e capacità di relazionarsi con tutti, di stare vicino a tutti con grande umiltà, è una qualità rara che negli ultimi anni avevo ravvisato anche in Fulvio Tomizza, che sempre più amava stare con la gente, sempre più amava rapportarsi con chi era pronto a ragionare sui grandi temi di queste nostre terre. E quindi Guagnini è un personaggio che, pur cercando di dare un grande apporto a quella che è la nostra cultura, non si mette mai in mostra. Ha questa umiltà di fondo che veramente fa in modo che tutti noi lo amiamo profondamente, tutti i suoi studenti, tutti quelli che li hanno conosciuto, e gli uomini di cultura veramente che sono tali, lo considerano veramente il maestro di tutti, per cui io sono estremamente felice che sia lui a vincere questo premio. E a riceverlo. Sicuramente ne parlavamo poco fa in redazione con Umberto Bosazzi, anche lui un allievo ed estimatore esatto, di Elvio Guagnini, e mi ha sbloccato così un ricordo, mi ha fatto ricordare proprio questo suo atteggiamento di grande umanità e anche scherzoso, no? Se vogliamo, in qualche modo, proprio in occasione degli esami diceva: ma quanta bella gente, insomma, sempre questo atteggiamento molto così a contatto con le persone, davvero, insomma, questa grande umanità, no? Se noi oggi possiamo parlare di letteratura di frontiera, anche grazie a lui, soprattutto grazie a lui,
che ha saputo veramente proporre questo argomento nel giusto modo e a sdoganare certi atteggiamenti, e quindi ci aiuta veramente a essere noi stessi, noi che apparteniamo a questo mondo, ed è una cosa bellissima, vero? Per cui gli siamo grati. Un atteggiamento di cui c'è ancora bisogno, tanto bisogno, vero? Anche in questi tempi moderni, assolutamente. Assolutamente, forse più che mai, perché oggi mai, è vero. Il professor Guagnini è un esperto di letteratura del Settecento, però si è speso anche per diciamo così, gli autori contemporanei e moderni, e ci rendiamo conto sempre più oggi che dobbiamo cercare di recuperare dal passato i grandi valori. Noi camminiamo sulle spalle di giganti, ma non ne abbiamo la coscienza, e invece dovremmo proprio andare a scavare nel passato per recuperare i valori, le bellezze anche, e i contenuti di un mondo in cui già è stato tutto scritto, in cui già tutto è stato detto, ma dobbiamo avere l'umiltà di andare a cercare questi momenti e farli nostri, portarli nel futuro. Grazie a Rosanna Giuricin, torna presto a trovarci qui a Tele4. Molto volentieri, grazie a voi. Grazie, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4, torniamo a parlare del caso Resinovic. Si attende che venga fissata l'udienza di incidente probatorio da parte del GIP, richiesta avanzata dal pubblico ministero Ilaria Iozzi in ordine all'assunzione della testimonianza di Claudio Sterpin. Questo dopo quanto emerso dalle carte del procuratore, secondo cui Sebastiano Visintin, il marito, avrebbe ucciso la moglie la mattina stessa della scomparsa nel bosco dell'ex OPP di San Giovanni. Ci dice tutto Gianluca Paladin. È questo il punto del boschetto dell'ex OPP dove Sebastiano Visintin avrebbe aggredito e ucciso la moglie Liliana Resinovic il 14 gennaio 2021, secondo quanto scritto dal pubblico ministero Ilaria Iozzi. Siamo in via Weiss, all'altezza del Civico 21. E infine il corpo di Liliana Resinovic il 5 gennaio 2022 è stato trovato qui a ridosso del burrone, oltre questa rete che scende dove c'è questo spazio ormai totalmente coperto dalla vegetazione. Ecco il documento dove c'è scritto nero su bianco come Sebastiano Visintin avrebbe ucciso, secondo l'accusa, la moglie Liliana Resinovic. Dopo aver aggredito all'interno del parco dell'ex OPP in prossimità di via Weiss 21 la propria moglie con afferramenti, compressioni, percosse, urti e graffi, tutti indirizzati in diverse sedi del capo, alla mano destra, al torace e agli arti, ne cagionava la morte, avvenuta mediante soffocazione esterna diretta, quale conseguenza di afferramento e compressione del volto della vittima. Così quanto scritto dal PM Ilaria Iozzi nella richiesta di incidente probatorio depositata davanti al giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante il 21 maggio, il giorno dopo che gli avvocati Bevilacqua, legali di Sebastiano Visintin, avevano invece formulato riserva di incidente probatorio per l'analisi di alcune prove. Di fatto le dinamiche con cui sarebbe avvenuta l'aggressione e l'omicidio, descritte da Iozzi, sono coerenti con quanto scritto nella relazione medico-legale dell'antropologa forense Cristina Cattaneo, secondo cui l'ipotesi di suicidio non regge. La richiesta del pubblico ministero di incidente probatorio è stata formulata su sollecitazione dell'avvocato dell'associazione Penelope, Nicodemo Gentile, per l'assunzione della testimonianza di Claudio Sterpin, storico amico di Liliana. In generale, si legge nel documento, in ordine ai fatti di omicidio per i quali si procede, nonché in generale in ordine ai rapporti intrattenuti dallo stesso con la vittima Resinovic Liliana e ai rapporti intercorsi tra lei e il marito Visintin Sebastiano e tra la coppia Resinovic Visintin e la loro cerchia di amici. Una richiesta di assunzione di testimonianza anche in virtù dell'età di Sterpin, 86 anni, e del suo stato di salute. Sterpin dunque può essere un testimone chiave per quanto avvenuto? C'entrano qualcosa i messaggi e le telefonate fra lui e Liliana in quella mattina del 14 dicembre? Perché Liliana è uscita di casa chiudendosi la porta alle spalle senza portare con sé chiavi e cellulare?
Secondo quanto sappiamo, la morte della donna sarebbe avvenuta fra le 9 circa e mezzogiorno. La notizia emersa sembra dunque suggerire un'importante accelerazione sul caso, il che pone un'ulteriore domanda. Quali sono gli altri elementi in mano agli investigatori che individuerebbero Sebastiano Visintin come autore del delitto? Intanto si attende la fissazione dell'udienza per l'incidente probatorio da parte del GIP. A poche ore dal ricompattamento della maggioranza che guida la regione, il presidente Fedriga ha spiegato a Ring come la situazione si sia andata risolvendo. Ne usciamo rafforzati, ha ribadito più volte. Vediamo. Non la indebolisce questa crisi, superata nell'arco di qualche giorno senz'altro, li abbiamo visti tutti insieme, con la richiesta che lei sia arbitro, abbiamo detto anche io penso questo. Che rafforzi, più che, io penso che rafforzi la maggioranza. L'opposizione dice che la indebolisce, no? Ovviamente. L'opposizione no? dice anche, l'opposizione è anche quella che raccontavo prima, che prima diceva che aveva il terzo mandato ed era una vergogna, e poi dicevano non hai tenuto il terzo mandato, è una vergogna, è la stessa, insomma, però io penso che anzi una squadra confermata rafforzi l'azione di governo, lo indebolisca. L'assessore Riccardi si è preso e continuerà a prendersi una responsabilità enorme nella gestione sanità, che è complessa, sulla quale vedo che l'opposizione fa molta demagogia e sulla quale non c'è dubbio che è un lavoro importante da fare insieme, ma portando avanti scelte coraggiose, come ho sempre detto, perché ne va del bene dei nostri cittadini. Pensavo che questo documento nascesse oggi da questo incontro, invece avete messo d'accordo? Gli indirizzi sono nati oggi, ovviamente dopo... Poi scriverete questa mozione sulla quale porrà la questione di fiducia, diciamo, no, di governo. Esatto, porrà la questione di governo perché ovviamente è un impegno che deve prendersi tutta la maggioranza in Consiglio regionale. Sente, quella mozione che nascerà, il numero 3 c'è da qualche parte o... No, ma no. No. Io sempre, allora, cioè una cosa che può essere divisiva, dico questo. No, ma non è che deve essere divisiva. Io ho sempre detto qua, l'opposizione... Il terzo mandato non c'è dentro quella... questi temi e anche questa criticità che c'è stata questi giorni non riguardano il terzo mandato, l'ho detto più volte. È una crisi maggioranza o una crisi di questa maggioranza contro il ministro Ciriani o una crisi di Fedriga contro il ministro Ciriani? No. Come la definiamo? Guardi, non c'è nessuno scontro personale con nessuno e non c'è una maggioranza contro un ministro contro una maggioranza. Questo voglio sottolinearlo. Noi dobbiamo, ribadisco, e abbiamo voluto ritrovare la compattezza anche nella discussione interna e anche ovviamente nella discussione esterna, che deve trovare in entrambi i casi la compattezza. Questo è l'obiettivo. Io come sempre sono sempre stato e ribadisco di essere disponibile a colloquiare con tutti, colloquio anche con l'opposizione. Se qualcuno viene in modo costruttivo io sono sempre disponibile a colloquiare, però non sono disponibile ovviamente a inficiare l'attività di governo, che deve essere un'attività di governo, dopo che si è concordata, deve essere un'attività decisa. E sulla crisi rientrata nella maggioranza regionale abbiamo sentito anche gli esponenti dell'opposizione, ovvero del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli e di Alleanza Verdi e Sinistra Serena Pellegrino. Sentiamoli. Potremmo definire così quest'ultima settimana, tanto rumore per nulla. Sapevamo che comunque il centrodestra poi davanti a un tavolo si siede e si ricompatta. Però noi vogliamo capire una cosa, si ricompatta però su quali fondamento? Sul fatto che l'assessorato alla sanità è un assessorato che scotta, è un assessorato che nessuno vuole, è un assessorato che può essere ricoperto soltanto da una persona che non ha avuto i consensi, pena appunto la perdita degli stessi consensi. Ecco, noi vorremmo da parte del Presidente Fedriga che venisse in aula a riferire a tutti noi e non con una mozione di fiducia da parte della maggioranza. Come era prevedibile, la crisi politica del Friuli Venezia Giulia si è chiusa tra luce e vino, non è successo assolutamente niente perché nessuna delle forze politiche in campo aveva intenzione di rinunciare alla gestione del potere che dà il Presidente di una regione, quindi esprimere una maggioranza politica in una regione. La cosa più triste però è che rimangono i problemi reali, concreti che sono emersi in questo dibattito, in primis il tema della sanità, una sanità al collasso, una sanità mal gestita. Ancora un tentativo di furto e siamo alla cronaca con spaccata in un negozio di Ponziana. In questo caso a salvare il fondo cassa della panetteria è stato il vetro antisfondamento, ma c'è preoccupazione per la frequenza degli episodi nelle ultime settimane. Vediamo.
Un'altra spaccata in un negozio di Ponziana, a poca distanza dalla sartoria colpita l'altra notte. Qui devono aver agito tra l'1 e le 4 del mattino. Le 4 del mattino sono infatti l'orario in cui il proprietario, il panettiere, comincia il turno di lavoro. In questo caso dalla panetteria di via Zorutti nel rione di Ponziana i ladri non sono riusciti a portare via nulla, ma le modalità sono praticamente identiche a quelle adottate per il furto nella sartoria Luca di via Dalviano. L'autore ha sollevato la serranda del negozio e ha tentato di rompere la vetrina, che però in questo caso è costituita da un doppio vetro antisfondamento. I ladri non sono quindi riusciti a procurarsi un foro per l'ingresso nella panetteria, ma hanno pesantemente danneggiato la lastra, che per il momento i gestori hanno riparato provvisoriamente in attesa di un intervento definitivo. Del danno si è accorto lo stesso proprietario questa mattina al suo arrivo in negozio. Immediata la denuncia alla polizia. Non ci sono telecamere nel locale, ma forse qualche immagine potrà essere ricavata dalla videosorveglianza del vicino supermercato. Dalla sartoria di via Dalviano invece i ladri erano riusciti a portare via il fondo cassa di circa 2.000 euro. Una tipologia di furto sempre più frequente in città nelle ultime settimane, come accaduto in alcuni locali di Ponte Rosso e via Cassa di Risparmio. Sarebbero oltre una ventina i colpi messi a segno o tentati in meno di 2 mesi. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'assistente scelto Marco Cernecca. Buongiorno. Sì, nuovamente buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora inizierei con la mattinata, che è stata abbastanza intensa per le nostre pattuglie, con vari interventi sia di routine per quanto concerne il codice della strada e sia per quello che riguarda assistenze. Ad esempio in via Carducci abbiamo avuto uno scavo urgente per un controllo e quindi le nostre pattuglie erano lì per viabilità. Inoltre abbiamo uno sversamento di sostanza viscida in strada di Fiume, intersezione salita di Gretta, ha ancora in atto la pulizia. Analogamente in via Giulia il civico 58, sempre lì anche una nostra pattuglia ancora per la pulizia. Ricordo, cosa che questa mattina non avevo fatto, che c'è previsto l'arrivo della nave questa sera alle 19 e quindi anche i parcheggi sulle rive dalle 12 di oggi sono interdetti, ovvero sono attivi i cartelli di divieto. Le nostre pattuglie ovviamente sono sul posto per le eventuali rimozioni. E ancora la processione di San Giacomo dalle ore 19:10 che interesserà via dell'Istria e Campo San Giacomo, con nostre pattuglie sul posto, e anche ricordo sempre saremo presenti per la partita di basket Trieste-Brescia. Certo. E come altre cose per la giornata odierna non avrei da ricordare, ricordo solo, come detto la mattina, che sono previsti dei lavori notturni di rifacimento segnaletica stradale da venerdì, da domenica, quindi domani 25 maggio fino a venerdì 30 maggio, nelle zone di Viale Miramare, Barcola e Corso Cavour. Tornerei la linea augurando una buona giornata. Grazie anche a lei e ai suoi colleghi. Allora, noi proseguiamo parlando della convenienza di acquistare prodotti realizzati nella nostra regione, perché buona parte della spesa resta sul territorio. È un assioma di fatto semplice che il segretario generale di Confartigianato Trieste ha sottolineato. Sentiamolo. Il direttore generale di Confartigianato Trieste Enrico Eva ha sottolineato nei giorni scorsi un dato che dovrebbe far propendere un po' tutti ad acquistare prodotti realizzati nella nostra regione, ma anche ad affidarsi ad aziende del Friuli Venezia Giulia. L'accordo Stato-Regioni, parto da qua per comprendere perché, del 2018 prevede che i 5,91 decimi, traduco quindi quasi il 60%, di tassazione che è prodotta dalle imprese che hanno sede legale in questa regione, quindi Trieste, non solo Trieste, anche le altre province di questa regione, quindi la tassazione che deriva dalle imprese che emettono fatture, emettono scontrini fiscali nella nostra città e nella nostra regione, il 60% della tassazione non va a Roma,
ma rimane a beneficio delle casse di questa regione. 2, secondo Eva, le ricadute sul territorio. La prima riguarda la sanità pubblica, che va a godere di tali indubbi benefici. L'altra, più indiretta, è sempre però di carattere sociale. Dietro un'impresa di questo territorio ci stanno i lavoratori di questo territorio, che sono residenti in questo territorio, quindi in realtà sviluppiamo molto bene, acquistando da un'impresa di questo territorio socialmente facciamo del bene, ma non tutti sanno che una parte importantissima della tassazione rimane a beneficio della nostra regione. Eva poi ha sottolineato una tendenza ancora non significativa, ma comunque piuttosto evidente, che riguarda il comparto occupazionale. Le dimissioni sono numericamente di gran lunga aumentate rispetto alle dimissioni che eravamo abituati a gestire, quindi il lavoratore se ne va, molte volte non avendo neanche un'alternativa occupazionale migliore. Questo è un dato sociale sul quale riflettere, ma non so darvi la risposta. Se ne va perché si trova male, perché vuole prendersi un periodo di pausa, e quindi abbiamo questa moda delle dimissioni che riguardano impiegati, operai, che stanno riguardando un po' tutti trasversalmente, che sono anche il pubblico impiego di nicchia, ma c'è, qualcuno si stufa e quindi me ne vado, poi cercherò un altro impiego. Concludiamo con la pagina del tempo, molto rapidamente per la giornata di oggi, sabato 24 maggio, al mattino cielo poco nuvoloso su pianura e costa, ma dalle ore centrali possibili rovesci o temporali sparsi sulla zona montana, specie sulle prealpi carniche, che potrebbero in seguito interessare localmente alcune zone della pianura e con minore probabilità sulla costa. Soffierà bora debole con raffiche moderate nella zona di Trieste, fresco di notte in pianura e sui monti rispetto al periodo. È tutto per questa edizione del telegiornale che ritorna questa sera alle 19:30. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.